Mamma mia, e quanti Iacuvella che stai facendo? Sì, la Iacuvella serve a definire in lingua napoletana una situazione che si sta ingarbugliando, una situazione intricata, un tira e molla senza fine, capare una tarantella, dice, è un garbuglio complicatissimo. Iacuvella è un termine antichissimo, risale insomma all'epoca angioina, IV secolo. Pensate, era il nome, deriva da Giacoviello, Iacuviello Giacomino, che era una marionetta, un personaggio del teatro napoletano dell'epoca, un personaggio che era sempre impaurito, un credulone, sempre indeciso, quindi perdeva tempo inutilmente e facevano sacchi gli acuvelli in questo senso. Tra le altre cose, a proposito di personaggio impaurito, timido, quando il napoletano si mette tanta paura, proprio da Iacuviello, Giacomino, Giacomo, le gambe cominciano a fare Giacomo, Giacomo, proprio da lì viene, da Iacuviello, da Giacomino. Anticamente le Iacuvelle erano anche i vezzi, le moine, i piccoli dispettucci fra innamorati. Stai facendo tanti Iacuvelle, quelli che oggi in napoletano chiamiamo tanti Bruocl, tanti Cicerammuol, ecco, diciamo così. Il personaggio Giacoviello, Iacoviello, Giacomino viene coinvolto soprattutto in piccole risse stradali, in tanti litigi, tanti parapiglia. E infatti Iacuvella è anche un sinonimo di una lite stradale, che però ha un altro nome nella lingua napoletana, perché tradizionalmente due donne che litigano in strada stanno facendo o strascina. Lo strascino teoricamente è la lite stradale e l'appiccico normalmente fa alcune figure femminili. È la lite che era dovuta all'indigenza, alla gelosia. In senso puramente letterario lo strascino significava afferrare, impugnare la capigliatura dell'avversaria e trascinarla per la strada, ma in realtà era solo una figura retorica, non si arrivava quasi mai al vero strascino, in realtà era puro teatro di strada. Le prime urla servivano solo a richiamare il quartiere, la gente dai balconi, parolacce, paragoni, minacce e fra le minacce c'era appunto lo strascino. In realtà lo scontro fisico vero era rarissimo, non si arrivava quasi mai alle mani, anche perché molto spesso ognuno di loro urlava mantenite, ma che non sacce che faccia, ma in realtà poi non si picchiavano mai. Un'altra espressione che intende, come dire, perché descrive la confusione, è spesso una situazione molto confusa, di difficile lettura, è una bagaria. E che è diventato? Che è una bagaria. E la bagaria viene dal linguaggio della parlesia, che era questo codice linguistico dei posteggiatori napoletani, anche se talvolta poi bagaria in un altro senso poteva significare pure, che ne so, è un gran divertimento, è proprio una bagaria. Iacuvella, strascino, bagaria, tutte situazioni di grande confusione, di grandi liti stradali, ma quando però le questioni sono veramente piccole, si stanno creando delle inutili discussioni intorno a un argomento francamente stupido, inutile. I napoletani dicono: e che stiamo facendo tutti sti putecarelle? E finiamola con tutti sti putecarelle. Beh, putecarelle è fantastico perché è dal francese petite querelle, che significherebbe proprio piccola lite, piccola questione. E putecarelle, petite querelle, che bella la lingua napoletana.